Ciao, noi siamo i Gina, io mi chiamo Dario Lot, lui si chiama Michele Botteon e lui si chiama Ralph Rosolei. Il nostro progetto è nato nell'anno 2006. Volevamo, come dire, avere una band che non avesse nessuna voce. Abbiamo l'ambizione di essere il gruppo preferito dei fonici, quindi abbiamo scoperto questa peculiarità che nel momento in cui riesci ad ingraziarti il fonico, fondamentalmente metà del concerto è fatta e poi basta suonare senza voce. Con il nostro ultimo lavoro ci andava di provare a fare questo esperimento dove avessimo suonato comunque in presa diretta e belli ampi all'interno della fabbrica. Poi abbiamo giocato molto con il riverbero del capannone dove siamo adesso, che offre appunto questo riverbero naturale molto accentuato, e ingegnandoci abbiamo sollevato un microfono fino quasi al soffitto con un muletto, e questo microfono ha preso tutto il suono impastato e riverberato, poi è stato sufficiente aggiungerlo decidendo la mix, la quantità di riverbero per ottenere un effetto più o meno impastato. Tecnicamente, se può essere interessante, forse è meno preciso di altri lavori, però a noi piaceva perché trasmetteva di più lo spirito del gruppo. La critica di non avere una melodia, diciamo, ma di avere solo un'armonia, per me è la miglior critica che possono fare ai Gina. È l'insieme di quell'armonia che crea la melodia. Le melodie non è che non ci sono, è che sono un po' trasfigurate, secondo me, rispetto a quello che siamo anche noi magari abituati a credere. Il riff, bene o male, è una melodia magari concisa, un piccolo loop che si ripete. Allora possiamo dire che ci sono delle melodie strane, delle melodie che bisogna andare a cercare, e questo costa fatica. Noi non credo che faremo Sanremo quest'anno, l'anno prossimo non ci interessava fare Sanremo e quindi va benissimo così, direi. Quando uno ascolta noi può immaginarsi quello che vuole, può immaginarsi una situazione urbana di degrado, di non degrado, può immaginarsi una montagna incontaminata, può immaginarsi il mare, può immaginarsi lo spazio, decide lui cosa immaginare. Può immaginarsi anche la sua propria storia, con le sue proprie parole. Esatto. Il luogo in cui viviamo, i luoghi che ci attornano sono importantissimi, sia dal punto di vista della natura, che è ricorrente in tutte le volte che parliamo del gruppo, ci ricolleghiamo sempre con la natura, e anche per l'ambiente, il sottobosco culturale che c'è nelle nostre zone. Quello che io immagino, che percepisco, è che nella nostra musicalità si senta un po' quel modo un po', diciamo, meccanico di intraprendere la vita, ecco. Senza che sia una condizione negativa, però è una caratteristica che nel circondario qua è diffusa, e mi rendo conto io che non ovunque nel mondo ci sono questi ritmi così serrati, diciamo, ecco. Secondo me è fondamentale per creare uno spazio, per assurdo, cioè la perdita dei punti di riferimento temporali, e se chiudi gli occhi magari diventano anche un po' spaziali, permette di creare un tempo che non è lineare, 0 Cristo prima, Cristo dopo Cristo, ma che diventa ciclico, e tutto questo è molto legato alla dimensione rituale della musica che io ritrovo in questo gruppo, e quindi un pezzo di 15 minuti è è uno spazio-tempo dedicato, cioè prima di iniziare Polvere, che è un pezzo appunto di 15 minuti, ci si guarda, fa iniziamo, partiamo, c'è una risata
e lì si entra in una dimensione che è polvere, tu sei dentro polvere per un quarto d'ora. Noi siamo i Gina, trovate i nostri album su Spotify. No, così è una televendita. Così stiamo vendendo materassi, Dario.